Martedì 9 luglio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda un delitto avvenuto nella nostra regione. Siamo a Vidor, i guaritori erano con Alex, i carabinieri stanno sentendo tutti i presenti alla festa sciamanica. Domani altro sopralluogo, si cercano macchie di sangue. Il testimone chiave, i due colombiani gli ultimi ad aver visto il barista vivo, ma sono irreperibili. Alex stava parlando con i guaritori, ma loro non capiscono l'italiano, per questo motivo sono venuti da me a chiedermi di farli da traduttore perché parlo lo spagnolo. A quel punto Alex si allontana seguito dai due guaritori che tornano poco dopo senza di lui. È la testimonianza resa agli investigatori da uno dei partecipanti all'evento sciamanico all'abbazia di Santa Bonavidor, quando il barista di Marcon, Alex Marangon, 25 anni, è sparito per poi essere ritrovato senza vita 3 giorni dopo. I due guaritori, musicisti colombiani, allontanatisi all'alba di quel giorno prima dell'arrivo dei carabinieri, a oggi risultano irreperibili. Gli approfondimenti di Filippi, Dossi e Raffaello vi aspettano da pagina 2 a pagina 3. E un altro fatto di cronaca che interessa il Veneto, in questo caso il femminicidio di Giulia Cecchettin. Turetta rinuncia alla perizia psichiatrica, subito a giudizio. Filippo Turetta vuole essere processato il prima possibile per il femminicidio di Giulia Cecchettin e rinuncia all'udienza preliminare in calendario per il 15 e il 18 luglio. La difesa non chiederà neanche la perizia psichiatrica. A settembre il processo. L'approfondimento di De Rossi a pagina 5. La foto di copertina ci porta in provincia di Belluno. Zoldano e Agordino di nuovo collegati dal Duran a una settimana dalla frana sulla provinciale 347. Buona notizia, strada riaperta. L'approfondimento di De Barba a pagina 26. Nelle cronache, a Oronzo i Meister salvano il linguistico dalla chiusura. La famiglia altoatesina pagherà i lavori. L'approfondimento di Suani a pagina 28. Giovani imprenditori Belluno, nelle aziende i padri passino prima al timone e agli eredi. Bisogna dare spazio prima agli eredi. L'approfondimento di Michielli a pagina 17. E sempre per quanto riguarda la provincia di Belluno, la pastora di Cortina, Pamela sfida il lupo e protegge il gregge. L'approfondimento di Dalmas a pagina 27. Queste le notizie principali che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda un Roccapietore, fine di Vaia, tornano anche i serrai. La gola di Sottoguda sarà riaperta al pubblico all'inizio di agosto, era diventata il simbolo della ricostruzione post 2018. La gola dei serrai di Sottoguda dal 1 agosto, dopo 6 anni da Vaia, sarà di nuovo aperta al pubblico. Venne dilaniata nell'ottobre del 2018 dalla tempesta che ne cambiò i connotati, la devastò obbligando il comune di Rocca alla sua chiusura fino al termine dei lavori. Un intervento travagliato, bloccato nella prima fase ancora dai danni del meteo, che ora arriva alla conclusione. L'investimento è stato di 11 milioni di euro e la sistemazione dei 2 chilometri di percorso distrutti è sicuramente l'intervento simbolo della ricostruzione post-Vaia. La riapertura del sito sarà preceduta dal taglio del nastro ufficiale alla presenza della Regione. La data della cerimonia è lunedì 29 luglio alle ore 12. Successivamente tornerà la normalità con l'accesso dei visitatori fino a fine settembre. I serrai, rinati dopo Vaia, si potranno ammirare in tutto il loro splendore. L'approfondimento a pagina 3 e anche a pagina 13 del fascicolo nazionale. Foto di copertina, Feltre, il comitato ora può contare su oltre 150 persone, Croce Rossa diplomati 12 volontari. L'approfondimento a pagina 10. Belluno, mutui casa, la media è di 128.000 euro. L'importo medio richiesto per un mutuo a casa dai bellunesi è pari a 128.774 euro ed è il secondo valore più basso rilevato in Veneto. Nei primi 6 mesi 2024 in Veneto la richiesta di finanziamenti per l'acquisto di una casa è aumentata del 19%, accompagnata da incrementi sia dell'importo medio 132.000 euro, un più 3%, sia del valore degli immobili 201.400, ovvero il più 3%. Diplomata Reniere si iscrive all'Università del Circo, la notizia curiosa a firma di Santin ci aspetta a pagina 6 e ancora a Oronzo arrivano i soldi della famiglia Meister e il liceo linguistico non chiuderà. Bella notizia trovata anche come richiamo
sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ancora dal Gazzettino, dalla sua prima pagina, la nuova proposta Lago di Mosigo a pagamento, Federalberghi come a Braies, comune contrario. Sanità, servizi sociali, Camera direttrice, via libera dei sindacati alla Paludetti. E ancora per lo sport, hockey HL, Cortina comincia il 21 settembre a Etna, Renon squadra da battere. La mostra Valentino Paisi, il fotografo che amava le sue vette, l'approfondimento di Giuseppini a pagina 15. E ancora Belluno, cimiteri, attenzione massima, abbiamo riportato il decoro. Questa è la dichiarazione dell'assessora Lorenza De Cunovic. E allora addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 2, turismo, le sfide, Mosigo come Braies, sia il ticket d'ingresso ma servono servizi. Il presidente di Federalberghi De Cassan, promotore della proposta in provincia: mi hanno massacrato sui social ma è una misura idonea e la rivendico. Il sindaco di San Vito, Franco De Bono: non ci serve una misura così estrema, diamogli valore in vista della variante. I problemi erano i camper in sosta gratuitamente, ma era sufficiente il parchimetro. Questa è la dichiarazione del neoeletto sindaco del comune di San Vito di Cadore. Parliamo di Franco De Bono. E adesso la bella notizia che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a Rocca Pietore, la ricostruzione post Vaia, serrai devastati rinascono, il gioiello riapre al pubblico. Il taglio del nastro ufficiale con la regione sarà il 29 luglio, da agosto si potrà tornare nella gola, un'opera da 11 milioni di euro attuata da Veneto Acque, realizzata da un pool di 7 imprese bellunesi. Vediamo appunto in questi scatti, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la ricostruzione nelle due foto a sinistra, il prima e il dopo. I serrai sono rinati dopo 6 anni e saranno aperti al pubblico dal 1 agosto. Il taglio del nastro con la regione il 29 di luglio. Non si sa se ci sarà un ticket, ma visto che alcuni lavori sono ancora in corso, le entrate saranno scaglionate. La storia, il maltempo non diede tregua al sito anche nell'agosto 2020, nuovi danni. Era appena iniziata la fase 1 dell'intervento e tutto venne bloccato per alcuni mesi. L'approfondimento vi aspetta a pagina 3. Passiamo invece a pagina 5, mutui casa, si chiede 128.000 euro. È la media cercata dai bellunesi per l'acquisto dell'immobile, quarantenni che firmano per 24 anni, il penultimo valore in Veneto. Emerge dall'analisi dell'osservatorio di mutui.it e facile.it su un campione di 30.000 domande del primo semestre 2024. Politica, pista da bob e fondi di confine, scintille anche sull'assemblea, bisognava riunirsi prima, centrosinistra futura non si ferma, il consigliere De Bon: la manutenzione doveva essere a carico della regione. Sanità, servizi sociali, Paludetti alla guida e sindaci approvano. Nella conferenza che si è tenuta ieri, confermate dopo le elezioni, presidenza e vice a Belluno e Feltre. Continuiamo con pagina 6, sogno il circo, studierò per quello. Talita Bridda, diplomata al liceo Scienze Umane Renier, ammessa alla prima università italiana per artisti circensi. La sua specialità è i tessuti aerei, una tecnica di cui si innamorò a soli 14 anni. Su questo lavoro però c'è molto pregiudizio. L'intervista a firma di Giovanni Santin vi aspetta in questa pagina. L'evento Bocce, i campioni d'Italia festeggiano in piazza Duomo, si è chiuso il lungo fine settimana di competizioni, portarle in centro significa avvicinare i giovani. Questa è la dichiarazione del primo cittadino del comune di Belluno. E rimaniamo a Belluno, cimiteri, così ho riportato il decoro. L'assessora Lorenza De Cunovic ha messo in atto una serie di misure innovative per la manutenzione, dal diserbo chimico agli investimenti per tettoie e altro. È stato fatto un grande passo in avanti. Sono fermamente convinta che siano i primi luoghi da tenere in ordine e giustamente le persone lo pretendono. Altra dichiarazione della De Cunovic: poi il sistema di prenotazione per non dover aspettare troppo per tumulare le ceneri dei propri familiari. L'allarme, troppa pioggia, danni alla fienagione, serve un fondo che tuteli il reddito. Altra notizia che troviamo in questa pagina del Gazzettino di Belluno: la battaglia di Condifesa, anche una polizza innovativa con informazioni satellitari. Siamo a pagina 9, notizie da Feltre, a fare fatica, un successo, 30 ragazzi per la città. Il progetto del comune di Porta Aperta prevedeva manutenzione del territorio. L'assessore Flavia Colle: è stata un'esperienza importante e formativa. Notizia di spalle, Lamone invaso del Vanoi, si tratta di uno scempio ambientale. L'avanzamento degli studi per la diga continua a suscitare sconcerto. Ancora da Feltre, chiese e palazzi aperti, una domenica con 450 visitatori. Rino Dalbene, presidente del Fondaco: molto apprezzati gli edifici religiosi, ma anche il municipio. Ancora da Feltre, ambulanze della Croce Rossa, diplomati 12 autisti volontari, si occuperanno delle manifestazioni sportive, dei trasporti privati e di quelli per l'USL Dolomiti. Il presidente Zabot: nel Feltrino possiamo contare su 150 persone impegnate nel settore dell'assistenza.
Pedavena, illuminazione pubblica ed efficientamento energetico. Il sindaco Nicola Castellaz: puntiamo ad ammodernare le strutture al Boscherai. Siamo in Val di Zoldo, altra bella notizia, strada ripulita e riaperta in 8 giorni. Ieri alle 16 prime auto sulla provinciale 347 dei Passi Cireda e Duran, chiusa dal 1 luglio. I 4.000 metri cubi di materiale depositati in aree di alcuni privati saranno in seguito stabilizzati. Borgo Valbelluna, regolamento edilizio confronto al via, l'incontro tra l'amministrazione comunale e i tecnici del settore che operano nel territorio. E ancora Sedico, vandalismi e discariche, abusi di rifiuti, è un'emergenza. Le segnalazioni sono arrivate dalla zona di Pian dei Castaldi sulla strada che porta a Barpa ed ecco appunto la triste situazione di queste due zone presenti nel comune di Sedico. Siamo a pagina 13, notizie da Auronzo, altra bella notizia, salvo Liceo Cadore, arriva davvero il contributo Meister, non sono un salvataggio, miglioramenti pensati per il linguistico sopravvissuto, crediamo fortemente nel paese, spiegano gli albergatori meranesi. Voto di Cadore entra nel bosco per cercare funghi, si perde per ore, l'allarme alle 16 Attivato anche Drago, l'elicottero, recuperata, sta bene. E ancora da Domegge di Cadore, 60 anni fa la conquista del K2, il CAI la celebra con una mostra di Mario Fantin. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 16. In aiuto dei comuni dal 5 per 1000 arrivano 223.000 euro. Quasi 10.000 contribuenti hanno destinato i contributi ai servizi sociali. A Belluno vanno 21.000 euro. Zoppé fanalino con una firma di 2,15 euro. Troverete appunto tutti i contributi che i cittadini bellunesi hanno voluto destinare come 5 per 1000 al proprio comune. Il convegno di Confindustria di padre in figlio, bisogna anticipare il cambio al vertice nelle nostre aziende. I manager di successo faticano a dare spazio agli eredi. Anselmi, i giovani imprenditori, pianificare il passaggio. L'intelligenza artificiale, se non la utilizzeremo, saremo travolti. Alcune dichiarazioni di questo articolo a firma di Alessandro Micheli che vi aspetta a pagina 17 del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 18, Piccoli e Buzzo, nuovi membri della conferenza dei sindaci. Dopo le elezioni amministrative di giugno scattano le sostituzioni anche in seno agli organismi legati all'azienda sanitaria e ai comuni. Carenza di personale, assunzioni nell'urgenza nel settore prevenzione, notizia che riguarda la sanità bellunese. E ancora terremoto nella Fondazione Teatri, le dimissioni di Ferigutti, un fulmine ciel sereno. Il sindaco non capisco, stava lavorando bene, subito un incontro per capire, poi attacca. Dispiace che qualcuno sia contento che le cose vadano male. Notizia di spalle che interessa sempre il capoluogo, pubblicato l'avviso, domande entro il 17 agosto, cercansi capi frazione, chi è interessato si faccia subito avanti. E ancora la ricerca del centro studi Guglielmo Tagliacane, ultimi per punti vendita accessibili a piedi, in provincia a fare la spesa è un'impresa. Siamo a pagina 20, clima cambiato, troppa pioggia, la rete di smaltimento è in crisi. L'assessore regionale Bottaccine: mettere insieme le competenze per affrontare in modo più scientifico il rischio valanghe. L'anno scorso Aineva ha preparato 562 professionisti per curare il territorio. Due notizie brevi, Anolf Belluno Treviso, avvocato e psicologa per i richiedenti asilo. I danni del maltempo con difesa un fondo a tutela dell'agricoltura, in questo caso notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 21, Feltre, sulla bretella di Ponte ripartono i lavori, a breve il cavalcavia verrà abbattuto. Per la sua ricostruzione tornerà in funzione il bypass perché si renderà necessaria la chiusura della statale. La strada Zenta di Foena ha numerosi problemi, comune in sopralluogo, e ancora da Feltre la città è più bella grazie all'impegno dei giovani volontari. Notizia di spalle, l'accordo, il campo Fitarco di Arten accoglie gli arcieri Feltre, notizia in questo caso quindi che interessa il comune di Fonzaso. Siamo alla Mon con pagina 23, Vanoi, scempio ambientale mette a rischio la comunità, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Andiamo avanti invece con pagina 24, rotatoria al posto dell'incrocio, segnati i lavori a Maieran. Prende forma il progetto per ammodernare un punto critico della viabilità, la struttura verrà realizzata in via sperimentale per verificarne l'impatto. Altre notizie brevi, lavoratori, siamo a Limanna, lavoratori comunali e nuova giunta Talo fanno la conoscenza. Sedico, incontro in biblioteca sul nuovo bando GAL. E ancora Borgo Valbelluna, la staffetta per la pace domani in centro a Mel.
Notizia da Tambre, a pagina 25, sistema la strada di Sant'Anna, ora va deciso chi potrà usarla. Veneto Strade ha asfaltato e sistemato il tracciato, ma l'accesso è sbarrato. Il vice sindaco Weli Costa: teniamo il più possibile le macchine fuori dal bosco. Aisha Faneo conquista i 100 al Dolomier, sogno di diventare manager sportivo. La giovane si è diplomata a pieni voti nell'indirizzo Sala all'Istituto Alberghiero di Longarone. E sempre da Longarone, piscina più accessibile con la sedia a rotelle per gli utenti disabili. Siamo in Val di Zoldo, detriti sgomberati, riaperta la strada provinciale 347 del Duran, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Due notizie invece che interessano l'Alto Gordino, la Gordino e l'Alto Gordino, Livinallongo, vertenza con la società elettrica, il comune chiamato a giudizio. Notizia da Falcade, nuovi servizi alle poste, riaperto a Caviola l'ufficio ammodernato. Da Cortina i lupi si avvicinano al gregge di Pamela, la pastora li fa fuggire con i petardi. I predatori si sono presentati all'altopiano di Sennes, il direttore del parco: dissuasione ammessa ma niente abbattimenti. Vediamo in questo scatto il gregge e Pamela Maggioni, a destra la pastora originaria di Aviano nel Pordenonese durante il suo lavoro. Da Pozzo i problemi semmai li danno i cani da Guardiania, lasciati liberi. E sempre da Cortina Design Weekend, l'evento pronto a decollare, l'appuntamento questo weekend da venerdì a domenica a Cortina d'Ampezzo. Continuiamo con Cortina, lavori dalla variante di Cortina, a fine mese via all'8-0 e da Vodo esce a cercare funghi ma non torna in rifugio, ritrovata incolume. Passiamo adesso alle notizie, alla rubrica Giorno e Notte, l'opera comica Gianni Schicchi, il clou delle Muse e le Dolomiti, la rassegna tra Falcade, Val di Fiemme e Val di Fassa. 8 appuntamenti in programma, si comincia il 21 luglio, si chiude il 19 agosto, il 4 agosto nella chiesa di San Simone a Vallada le variazioni Goldberg di Bach e a Palazzo Fulcis Lizzie e Marianne Stori a leggere le sere le Muse della Dandini. Siamo adesso alle pagine sportive. Calcio, Venezia e Lazio nel Bellunese per 2 settimane da Serie A. Hockey Alps League, Cortina, ecco il calendario, il 21 settembre a Egna, prima in casa con il Linz. E ancora calcio di Serie D, Giusti, la Dolomiti era già competitiva, chi voleva rimanere doveva dimostrarlo. Ancora dal calcio di Serie D, Virvilas sempre più lontano, resta viva la pista Chiesa. Pallavolo, Belluno AD pesanti, Vojanovic in Francia, arrabbiati i 2 Katic. Pallamano Serie 3 Silver, il bomber ha avuto una super offerta mentre i fratelli sono rimasti spiazzati dalla decisione della società. Tennis, con De Bortoli e Darugna, il torneo Amas premia i favoriti e continuiamo con le previsioni del tempo in Veneto prima di salutarci. Ecco cosa ci aspetta domani: cielo sereno poco nuvoloso, salvo a tratti qualche locale modesto addensamento più che altro nelle zone montane. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.